Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tantissime le notizie dalla nostra regione, ovviamente tanto spazio per quello che è successo sulla Marmolada. Si stanno ancora cercando i dispersi, si piangono i defunti, si comincia a capire che cos'è successo. Ci sono, vedete anche dalle immagini che i nostri operatori raccolgono e tutto quello che arriva poi dai soccorritori, ci sono delle notizie importanti, sono le ultime arrivate dal soccorso alpino del Veneto che confermano 7 vittime, 13 dispersi, proseguono le ricerche. Il bilancio ovviamente è ancora provvisorio, pare che questa mattina con l'utilizzo dei droni siano stati identificati dei brandelli di vestiti, di tessuto, di vestiario che potrebbero appartenere alle persone coinvolte nel tragico distacco di questa immensa massa di ghiaccio e sassi che potete vedere nelle immagini riprese dall'elicottero. 8 i feriti trasferiti appunto negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso, di cui 2 in gravi condizioni, 13 le persone disperse, il cui mancato rientro è stato denunciato dai familiari, una in meno rispetto a quanto si pensava prima, perché un uomo di nazionalità austriaca è stato poi rintracciato nelle ultime ore. 10 dispersi di nazionalità italiana, 3 di nazionalità ceca. Le informazioni sono poi arrivate nel corso di una conferenza stampa che avete potuto vedere ieri grazie al gruppo Media Nord-Est, alla quale ha partecipato anche il Premier Mario Draghi, una situazione in continua evoluzione di cui poi vi parleremo nel corso della nostra informazione. Torniamo in studio per vedere i servizi che le nostre redazioni hanno già preparato. Poi ovviamente parleremo anche della cronaca, perché in Veneto ci sono tante notizie di cronaca, della siccità, della situazione della sanità, della situazione economica e notizie insomma un po' preoccupanti che arrivano anche dal Covid, perché i dati arrivati poco fa in redazione dall'azienda Zero della Regione del Veneto ci danno un balzo piuttosto vistoso in avanti. Quindi tante notizie, un'ora e mezza da stare insieme qui al Focus TG. Vediamo il primo servizio, è stato già preparato dalla nostra redazione padovana e fa il punto sulla situazione per quanto riguarda i dispersi in Marmolada. Più passano le ore, più le speranze di ritrovare qualcuno in vita si affievoliscono. Il Veneto paga il prezzo più alto di questa tragedia. 7 vittime accertate per il momento, ancora 13 dispersi nel disastro della Marmolada. Delle 7 vittime, 3 sono state riconosciute. Si tratta di 3 escursionisti vicentini di Malo, Tiene e Valdagno. Per Davide Miotti, guida alpina cittadellese, e per la moglie Erika Campagnaro ancora non ci sono conferme ufficiali di riconoscimento. La famiglia continua a sperare, ma le probabilità di trovarli vivi sono davvero esigue. Domenica Davide, che gestisce un negozio di sport dedicato alla montagna, aveva chiesto alla moglie di accompagnarlo in quell'escursione sulla Marmolada. Doveva portare una coppia e aveva chiesto ad Erika, esperta ed appassionata come lui, di andare insieme. Ad aprile aveva anche tenuto un corso di aggiornamento su come affrontare la Marmolada e in un post profetico su Facebook della scorsa settimana Davide parlava di condizioni agostane dei sentieri. La famiglia è chiusa nel dolore, i figli della coppia, 24 e 16 anni, sono circondati dagli zii e dalla nonna. La comunità di Cittadella, dove erano nate Davide ed Erika, e quella di Tezze, dove vivevano e dove c'è il loro negozio di sport, sono sotto shock. Conoscevo molto bene ed era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché avevo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene. Mi dispiace. Penso che la più grande cosa e le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo che qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò.
Intanto sono riprese sulla Marmolada le ricerche dei dispersi nella frana con lo stesso sistema utilizzato nella giornata di ieri, utilizzati 4 droni, 2 nella parte alta e 2 nella parte medio-bassa del seracco precipitato. La base delle squadre e dei comandi dei droni sono al rifugio Capanna Ghiacciaio, la struttura sfiorata dalla valanga. Oltre al soccorso alpino opera una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza. Ci sono dichiarazioni, racconti davvero agghiaccianti da parte di chi sta operando su quella sezione del ghiacciaio della Marmolada che ha investito le persone che stavano camminando, che stavano andando verso la vetta. Uno scenario apocalittico viene descritto dai soccorritori. Come dicevamo, i droni sono già in uso e hanno permesso di scorgere alcuni brandelli di vestiario. Si pensa anche all'uso di cani, di unità cinofile, perché comunque la situazione è piuttosto complessa. Operare in queste condizioni è davvero difficile ed è anche pericoloso. Vediamo il servizio. Noi quando siamo arrivati lì ci siamo trovati veramente davanti a un scenario pazzesco, perché c'erano blocchi di ghiaccio e sassi enormi dappertutto, e abbiamo cominciato a cercare, poi sono arrivati altri soccorritori chiaramente, e comunque le prime vittime sono state tirate fuori. Sono riprese all'alba sul ghiacciaio della Marmolada le ricerche dei dispersi, per essere poi sospese a causa della pioggia e riprendere nel pomeriggio in azione droni ed elicotteri. Troppo alto il rischio di ulteriori crolli per procedere a piedi sul ghiacciaio. Sono quelli che ti garantiscono di non mettere a rischio i soccorritori, perché ovviamente se ci sono rischi di ulteriori distacchi, mandare i soccorritori sotto è molto rischioso, mentre il drone, se dovesse succedere, perdiamo un drone, ma non è la fine del mondo. Quindi i soccorritori fisicamente vengono trasportati solo nel momento in cui si dovesse trovare qualcosa. Si cercano le persone, si cercano gli oggetti che possono aiutare ad identificare le vittime. La forza dell'enorme massa grigia di ghiaccio, acqua e detriti precipitata verso valle a 300 km all'ora ha lasciato intatto ben poco. Si cercano zaini, portafogli, documenti per dare un nome e una risposta ai familiari dei tanti che ancora mancano all'appello e che ieri, in una caldissima domenica di inizio luglio, avevano deciso di intraprendere l'escursione sulla Marmolada. Una splendida giornata festiva, e questo purtroppo ha aggravato il bilancio della tragedia. Fosse accaduto oggi sarebbero molte di meno le persone coinvolte. Alpinisti comunque esperti, in cordata con la guida. Alpinisti che stiamo scendendo alla Marmolada, insomma, con la corda, attrezzatissimi con i ramponi e tutto quanto, anzi sono stati veramente tanto sfortunati in questo caso qui. La provincia di Vicenza ha pagato un tributo tragico a questo distacco di questa immane valanga di ghiaccio e sassi. Siamo andati già a sentire i parenti delle persone disperse o anche già riconosciute. Restano la gioia e il sorriso di un'istantanea, l'ultimo ricordo di Filippo Bari, il 27enne di Malo, giovane papà tra le vittime vicentine riconosciute della tragedia della Marmolada, immortalato in un selfie, il ghiacciaio alle spalle, mandato alla famiglia tra quelle montagne che dopo pochi minuti hanno travolto e inghiottito tra ghiaccio e roccia lui e gli altri alpinisti che stavano salendo in vetta. Lui tra le vittime di un bilancio della tragedia ad alta quota che si aggiorna di ora in ora e che vede la provincia vicentina la più colpita dai lutti. Con lui tra le vittime riconosciute ci sarebbero anche Paolo Dani e Tommaso Carollo. Stamattina la conferma dopo l'identificazione da parte dei familiari di Filippo arrivati a Canazei, che scuote le comunità di Malo e di Isola Vicentina dove lavorava Filippo e dove risiede la famiglia che è sempre rimasta in contatto con il primo cittadino che scrive sui social: Filippo è scivolato via, la grande Marmolada se l'è voluto tenere con sé. Purtroppo la telefonata ha rivelato quello che non avremmo mai voluto sentire dire, che Filippo è stata una delle vittime, uno dei corpi quello di Filippo è stato uno dei primi a essere trovati dal soccorso alpino, che ha fatto un lavoro enorme di ricerca. E la mamma in lacrime mi ha confermato che suo Angelo era partito per il cielo, quindi un ragazzo bellissimo, ma che purtroppo sul Marmolada ci ha lasciato l'anima, e quindi ci ha detto che la loro prima preoccupazione è quella di fare in modo che insomma torni a casa.
E in attesa del rientro della salma per il giorno dei funerali, il Comune di Malo annuncia il lutto cittadino. Poco fa ho sentito anche gli uffici e sentirò anche la Giunta per dichiarare il lutto cittadino e quindi manifestare la nostra vicinanza ai familiari e a tutti i cari di Filippo. Mentre sarebbero 2 i vicentini feriti sopravvissuti alla furia del ghiaccio e ricoverati non in pericolo di vita a Trento. Torniamo a Malo perché con il CAI, con la sezione del club alpino italiano locale, c'era proprio in programma con Filippo un'escursione sul Monte Rosa. Lei sabato era proprio in Marmolada? Sì, sabato io in compagnia, eravamo in 6, abbiamo fatto un'escursione in preparazione dell'uscita sul Monte Rosa. Ci stavamo preparando per fare questo tipo di escursione, diciamo, acclimatarsi e fare ghiaccio, insomma, portarsi per provare con le persone e anche per vedere se le persone erano capaci di fare questo tipo di attività. Si sente miracolato dalla furia della montagna il consigliere della sezione del CAI di Malo, che sabato, appena 24 ore prima della tragedia, era nella zona in cui è avvenuto il distacco del Seracco. Il ghiacciaio ha messo... È un disastro, diciamo, ecco, per capire, non si riconosce più. Conosceva Filippo Bari, il 27enne, la cui morte è stata accertata in mattinata perché è iscritto al gruppo del CAI a Malo, città dove risiedeva. Abbiamo fatto l'escursione la domenica prima assieme, abbiamo fatto l'escursione in Solvioz, c'era anche lui, quindi un ragazzo solare, bravo ragazzo, attrezzato, responsabile e quindi capace. Si stavano allenando per l'uscita di domenica prossima sul Monte Rosa, ieri erano invece in attività libera, non organizzata dal club alpino. Chi va a fare questo tipo di attività non è che prende e va, di solito si prepara, fa un po' di allenamento, fa qualche uscita in quota, qualche uscita in ghiacciaio e anche loro evidentemente ieri erano così in uscita e anche un po' in preparazione delle attività estive su ghiaccio. Ora facciamo una breve pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Rimaniamo sulla tragedia che ha sconvolto non solo il Veneto ma tutta Italia. Ricordiamo ieri è salito a Canazei anche il Premier Draghi, ha incontrato anche i parenti delle vittime, le persone che aspettano di avere qualche notizia riguardo le ricerche dei dispersi. E è già stato attivato un supporto psicologico che viene offerto tanto ai parenti dei dispersi e delle vittime ma anche agli operatori del soccorso, perché davanti a una vicenda ci sono moltissimi dolori, dicono gli psicologi che stanno curando questa particolare forma di attenzione. Si tratta di una stampella, dicono gli esperti, una piccola stampella che si può offrire a tutti quelli che in questo momento stanno lavorando in questo contesto e a quelli che hanno avuto momenti, in questo momento, la necessità di partire. Sono tanti, chi aspetta qualcuno, chi sa che non ci sono più speranze e anche a queste persone va spiegato che cosa succede, che cosa è successo, come funziona l'animo umano in queste situazioni. Quindi supporto non solo per i parenti delle vittime ma anche per gli operatori volontari, tutte le persone che stanno lavorando in modo davvero incredibile in queste ore, in condizioni, lo abbiamo sentito, anche di estremo pericolo, perché c'è il rischio di ulteriori distacchi e assolutamente non si può rischiare nessun'altra vita umana. Stanno operando i droni, si sta organizzando il lavoro anche delle unità cinofile, ma per ora la situazione è davvero complessa e possiamo dire anche per la Marmolada quasi compromessa. Torniamo in studio, torniamo a sentire le voci di chi conosceva le persone che sono scomparse in questa tragedia. Siamo andati a Tezze e a Cittadella, dove Davide Miotti e la moglie avevano un negozio di attrezzature sportive. È di 7 vittime, 14 dispersi, tra cui 4 vicentini, il bilancio della tragedia di domenica in Marmolada.
dove il crollo di un seracco ha travolto le cordate di alpinisti che stavano salendo in vetta. Tra le salme riconosciute anche quella di Davide Miotti, residente a Cittadella, che si trovava in alta quota con la moglie Erika Campagnaro, attualmente tra i dispersi. La coppia viveva in via Canave a Cittadella, dove i 2 figli e i familiari stanno attendendo notizie con la speranza che almeno Campagnaro possa essere ritrovata sana e salva. I 2 dal 1998 gestivano un negozio a Belvedere di Tezze sul Brenta. Miotti era molto noto anche tra gli alpinisti della Marca, iscritto al CAI di Castelfranco Veneto. Ci troviamo davanti al negozio Su e Giù Sport, il negozio che gestivano Davide Miotti, guida alpina 51enne, e la moglie Erika Campagnaro di 45, entrambi residenti a Cittadella. Negozio molto frequentato proprio per la tipologia del materiale della merce venduta sia dal bassanese che dall'alta padovana. Un grande amore per la montagna che Davide Miotti e la compagna Erika Campagnaro appunto portavano anche quotidianamente all'interno del loro negozio. Oggi lunedì il negozio è chiuso per il turno infrasettimanale. C'è una curiosità perché proprio tutti i lunedì, vedete, veniva organizzato il lunedì con la guida. Era proprio Davide Miotti, esperta guida alpina, che portava le persone che aderivano a questa iniziativa a fare delle escursioni in montagna. Lei conosceva bene i due titolari? Lo conoscevo benissimo, una persona squisita, onesta, di tutto e di più, una passione enorme per la montagna e basta. Conoscevo molto bene ed era un mio cliente e mi venivo a prendere la roba qua perché avevo via in bicicletta e tutto qua, insomma. So che consumava tante arance perché lui diceva di andare a scalare, quindi ha bisogno di vitamine e tutta sta roba qua. Va bene, mi dispiace. Penso che la più grande cosa e le più grandi doti che aveva Davide è la passione per quello che faceva. Perché ci trovavamo che qualche volta qui alle 5 del mattino, lui che partiva, io aprivo il bar, dunque a quell'ora lì. E dopo il legame che aveva con i suoi clienti, con la sua gente, è una cosa che mi ha scosso molto, ti dirò. Nel pomeriggio il Presidente del Consiglio Draghi si è recato a Canazei per vedere di persona cosa è successo. Oggi l'Italia piange queste vittime, ha dichiarato il Premier. Quanto accaduto, ha continuato, ci deve spingere a lavorare perché non accada più. Allora, a conferma di quanto vi dicevamo poco fa, è arrivato un lancio di agenzia che ci conferma che alcuni indumenti, non si sa per ora se riconducibili alle vittime del disastro della Marmolada o a reperti precedenti, sono stati individuati questa mattina nel corso delle ispezioni con i droni in corso nella zona del disastro. Lo riferisce Fausto Zambelli, assistente di volo del nucleo elicotteri della provincia di Trento. Zambelli riferisce inoltre che si vedrà ora se e come recuperare questi reperti e se questo significa che vi sono delle vittime o se appartengono a escursioni storiche precedenti, quindi anche questa è una notizia in corso di aggiornamento, vedremo poi se arriveranno conferme. Restiamo sul tema del disastro in Marmolada, ma facciamo parlare gli esperti, i glaciologi, i geografi. Mauro Varotto, geografo dell'Università di Padova ed esperto di Marmolada. Lei è da 17 anni che continua a esaminare lo stato di salute pessimo di questo ghiacciaio, un ghiacciaio purtroppo destinato all'estinzione. Sì, purtroppo lo stiamo rincorrendo ogni anno perché sale sempre di più e quindi si sta riducendo progressivamente. Siamo ormai al 20-25% della superficie di un secolo fa e anche il 25% del volume totale originario, quindi veramente ridotto ai minimi termini, e la previsione che noi abbiamo fatto appunto della totale fusione, diciamo, oppure veramente di gran parte della superficie del ghiacciaio è prevista dal 2035. Questo che vedete inquadrato è un plastico della Marmolada. Sì, questo è un plastico della Marmolada che abbiamo messo appunto per far capire il veloce arretramento, diciamo, del ghiacciaio dal 1905 fino all'ultima linea che abbiamo messo appunto prima dell'inaugurazione del museo, era il 2018. Il distacco è avvenuto da questo punto qui,
che come vedete è una parte sommitale del ghiacciaio verso Punta Rocca, e dall'ombra che vedete anche dalla foto aerea capite la pendenza di quel punto. È un punto molto pendente e soprattutto è, diciamo così, sopra la parte rocciosa verticale, che delimita il vallone che poi è la via normale verso la vetta di Punta Penia. Quindi la valanga, diciamo così, il distacco è venuto da questo punto, che è un punto di ghiaccio appunto molto esposto, ed è sceso proprio da questa parete verticale, quindi prendendo velocità, e poi, se avete visto le immagini, ha proseguito la sua corsa praticamente seguendo quella che era la linea della lingua del ghiacciaio del 1900. Esattamente, dove sono stati colpiti gli escursionisti? Li hanno colpiti sicuramente in questo punto qui della via normale, ma potrebbero aver colpito anche persone, diciamo, ai piedi del ghiacciaio, quindi in questa zona magari semplicemente anche turisti, persone che non dovevano salire in vetta ma che erano proprio nei paraggi e sono stati travolti da questa valanga, che immaginiamoci appunto una sorta di più palazzi di ghiaccio che ti avvolgono. Era un evento prevedibile questo, tra l'altro un evento che non si è mai verificato. Ma dal punto di vista della dinamica è plausibile, si spiega bene, insomma, il fatto che ci sia ormai tanta acqua che scorre sul letto del ghiacciaio e quindi distacchi il ghiacciaio stesso dalla roccia, dal substrato roccioso, e la seraccata, quindi queste crepacciature che evidentemente sono più intense dove c'è una maggiore pendenza, possono spiegare un distacco di questo tipo, però una massa così grande di ghiaccio che si stacca dal corpo, dalla massa complessiva del ghiacciaio non era mai accaduta, quindi è un fenomeno sicuramente estremo a cui assistiamo per la prima volta. Un fenomeno estremo, avete sentito la portata dell'evento, e i testimoni parlano di a parte le immagini che abbiamo visto tutti, ma chi era sul posto parla soprattutto di un rumore incredibile. Sentiamo la testimonianza. Proprio durante una breve pausa per bere, comunque per fermarci un attimo, abbiamo udito questo suono molto forte, questo rombo molto forte, e ci è venuto in mente comunque magari un aereo a bassa quota o il temporale che si stava avvicinando, e girandomi quasi istintivamente verso la montagna ho potuto vedere quest'onda, appunto la valanga che veniva giù. Sì, sembravano un caccia, comunque diciamo la situazione ad oggi è molto instabile, però un caccia che appunto volava a bassissima quota, comunque un rombo assordante. E poi siamo arrivati nei pressi del lago di Fedaia, dove appunto c'è un bar, comunque delle persone che anche da lì avevano assistito, e chiedendoci da dove arrivavamo e rispondendo appunto dai piedi del ghiacciaio ci avevano chiesto se magari potevano essere state coinvolte delle persone. Diciamo che questo fatto, comunque assistere a una valanga così anche di vaste proporzioni in estate e a questa giovane età, comunque fa pensare e riflettere, e diciamo che anche il tema dell'ambiente, della situazione ambientale, della crisi climatica è stata anche la mia scelta nel tema di italiano che ho affrontato alla maturità, ma anche un argomento che ho anche affrontato all'orale. Allora, sono vari i temi di questo momento. Da un punto di vista si continua a parlare di cambiamenti climatici, quindi di quello che sta succedendo, di quello che ha influito sulla stabilità anche del ghiacciaio della Marmolada. Dall'altra si parla comunque della possibilità dei pericoli della montagna, pericoli insiti proprio nella montagna. Un ghiacciaio come quello della Marmolada, nonostante le tantissime persone che lo visitano ogni anno, ha delle fonti di pericolo. Nel frattempo ci arriva un'altra comunicazione di servizio: prosegue la chiusura della Marmolada per motivi di sicurezza. Le operazioni di ricerca delle persone coinvolte nel crollo del ghiacciaio con i droni di vigile del fuoco permanenti e del soccorso alpino proseguiranno per l'intera giornata. Saranno effettuate solo per il recupero di eventuali ritrovamenti effettuati dai droni. È in corso ora una riunione di coordinamento di tutte le forze
coinvolte nella gestione dell'emergenza. L'intera montagna in territorio trentino è chiusa secondo quanto previsto dall'ordinanza del sindaco di Canazei, Giovanni Bernarda. A questo punto noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Abbiamo ancora notizie sulla situazione in Marmolada. Dobbiamo sentire i nostri giornalisti, i nostri operatori con i collegamenti di giornata. Poi c'è tutta la cronaca, quindi state con noi. Torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Mettiamo da parte per un attimo la pagina legata al clamoroso distacco, tragico distacco di una valanga in Marmolada. Andiamo a vedere la cronaca quotidiana. Andiamo subito nel Padovano. Minorenni lanciano sedie contro il barista che non voleva servire gli alcolici. Ancora! Basta ragazzi! Una violenza difficile da contenere, le sedie lanciate prima contro la porta, poi contro il barista che viene anche insultato. Notte di follia a Vigonza al bar Movenpick, uno dei locali della Movida. Protagonisti un gruppetto di minorenni arrivati nel locale intorno alle 23. 3 ragazzi, 2 ragazze vogliono ordinare degli alcolici, ma i baristi gentilmente dicono no, non è possibile per legge servire alcolici ai minorenni. A quel punto si scatena l'ira del gruppetto che forse era già alterato dall'alcol. Nel video girato da un avventore si sentono le urla dello staff del bar. Fermo, dai, ragazzi, basta. I 3 ragazzi cominciano a lanciare le sedie, il vetro della porta si crepa, poi viene colpito un barista che inizia a sanguinare. Le 2 ragazzine del gruppo cercano di calmare gli amici, ma sembra tutto inutile fino a quando non si sentono arrivare le sirene delle auto dei carabinieri. A quel punto la banda di violenti si dilegua. Il bilancio finale di 2 baristi feriti, uno ha un taglio alla testa, l'altro una spalla lussata. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere del bar, mentre il neosindaco di Vigonza, Gianmaria Boscaro, ha scritto al prefetto di Padova. Allora, rientriamo al volo nel tema Marmolada, perché la politica si sta muovendo, ci sono tantissime prese di posizione perché parte subito, quando succedono cose come queste parte subito la ricerca eventuali colpe, c'è chi può decidere di additare qualcuno, qualche comportamento, ma i sindaci chiedono che non si cerchi nessun capro espiatorio. Ma l'importante è che non si cerchi il capro espiatorio sempre nella persona del sindaco, perché poi alla fine spesso abbiamo visto questa cosa succedere, perché se decidiamo che le Dolomiti vanno chiuse e non ci si può più andare nessuno ed evacuiamo anche gli abitanti che ci abitano dentro, allora è un'operazione che va fatta a livelli superiori. Se decidiamo che le Dolomiti sono ancora fruibili e i villaggi ancora abitati, io credo che tutto possa succedere, perché le montagne si sa che vengono giù, purtroppo le montagne vengono giù. Usa la solita chiarezza Andrea De Bernardin, sindaco di Roccapietore, che sta operando a stretto contatto con il collega di Canazei. Insieme in mattinata hanno emesso un'ordinanza di interdizione dell'area su entrambi i versanti del massiccio, Bellunese e Trentino. Lo stesso questore di Trento ha chiesto agli escursionisti di non avvicinarsi al luogo della tragedia. Immediata anche la replica a chi ora dice che quella zona, viste le temperature eccezionali, doveva essere già chiusa da giorni. Dico semplicemente che quelle stesse persone che stanno dicendo questa cosa pochi giorni prima invitavano via Facebook ad andare in cima alla Marmolada a guardare l'alba, quindi se ci riferiamo al gestore della capanna Punta Penia trovo sgradevole proprio le sue dichiarazioni, sgradevoli e inopportune. Solidarizza il presidente di Anci Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte. La prima telefonata che ho fatto ieri è stata proprio a lui, nel senso che questa è la fase dove bisogna ricercare le persone disperse, stringersi attorno al dolore delle persone che non ci sono più e non lasciarsi andare nel giudicare, nel condannare o puntare il dito contro qualcuno. Questa è una tragedia naturale. Pensate che, riguardavo le foto, 3 anni fa
al 7 luglio io mi trovavo esattamente in quel ghiacciaio. Sono partito bevendo un caffè proprio da Bernardin e sono andato su fino a Punta Penia. A essere sotto shock è l'intera comunità di Roccapietore, già provata recentemente dalla forza della natura. C'è una grande tristezza anche fra la mia gente, perché Roccapietore ha già dei luoghi turistici bloccati dopo Vaia. Questa è una ennesima tragedia che colpisce anche noi in maniera forte. Restiamo in montagna, parliamo di cronaca, perché è stato ritrovato senza vita l'escursionista spagnolo che era disperso sull'altavia numero 1. Il trentenne di nome Javier era arrivato da Londra, luogo in cui risiede, per la traversata dolomitica il 1° luglio. Al 9° e ultimo giorno di camminata aveva dormito a rifugio Pramperet e da lì si è allontanato il 2 di mattina alle 7 diretto a Belluno, dove aveva prenotato una camera per la sera in un albergo. Purtroppo non si è mai presentato in questo albergo. L'allarme è scattato quando il fratello ha riferito poi che non si era più presentato al lavoro. Lo hanno cercato una ventina di soccorritori di Belluno, Agordo e Longarone lungo le diverse vie di uscita dall'altavia, e poi alla fine non c'è stato più niente da fare. Il corpo è stato ritrovato, quindi finite le speranze anche per questo caso. Torniamo a parlare di cronaca, perché ieri una violenta e rapida perturbazione, come era successo anche qualche giorno fa, si è scatenata sul Padovano, fra il Padovano e il Vicentino. Ci sono stati parecchi danni, stavolta non la grandine ma il vento ha fatto qualche disastro in giro. Vediamo. Un vento fortissimo ha sferzato Padova e tutta la provincia. Le raffiche violente hanno provocato alcuni danni, grossi rami e piante cadute, ma anche un blackout che ha interessato i comuni di Selvazzano, Albignasego e Galzignano Terme, dove si sono registrate momentanee interruzioni di elettricità. A Padova grossi rami sono caduti su Corso Milano, invadendo la strada, in piazza Capitagnato, in via Manzoni e via Gattamelata. Chiusi per sicurezza i giardini dell'Arena, decine gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere gli arbusti caduti sia nella bassa che nell'alta padovana. Allora, questo era un po' di informazione sull'ondata di maltempo che ha colpito il Padovano. Ci sono stati danni anche nel Vicentino, anzi, ma prima di vedere andiamo a Vicenza, perché abbiamo i dati dei controlli interforze del weekend, poi torniamo a parlare del maltempo. Una violenta lite familiare che ieri sera poteva finire tragicamente è stata invece sedata dai poliziotti della squadra volanti della questura. Provvidenziale, ancora una volta, l'uso del taser, la pistola elettrica, che in questo caso ha funzionato solo come deterrente preventivo. Gli agenti che hanno fatto irruzione in un appartamento in via Sasso si sono trovati di fronte a una violenta colluttazione tra padre e figlio, un 37enne tossicodipendente e assuntore cronico di sostanze alcoliche che, una volta rientrato in casa, aveva ingaggiato una discussione per futili motivi con il genitore. Ai poliziotti è bastato effettuare 2 volte la procedura di avvertimento Warning Arc per far desistere il giovane dall'aggressione ed accettare di farsi ricoverare al pronto soccorso. È solo uno degli episodi che le forze dell'ordine si sono trovate a gestire nel corso dei controlli straordinari nel fine settimana. Oltre 40 uomini, tra cui anche personale della SETAF, dei NAS dei Carabinieri e la Polizia Militare americana, che hanno controllato in particolare discoteche e locali notturni cittadini. 273 le persone controllate, di cui 72 stranieri e 56 con precedenti penali, 62 autoveicoli e 10 esercizi pubblici. Al termine delle operazioni, il questore Paolo Sartori ha adottato 8 ordini di allontanamento dal territorio nazionale per un cittadino senegalese, 2 nigeriani, 2 indiani, 2 marocchini e un cittadino del Bangladesh, tutti con precedenti di polizia. 21 fogli di via obbligatori dal Comune di Vicenza per altrettanti soggetti pregiudicati e 11 avvisi orali. Questo era il risultato del pattuglione interforze. Sappiamo che ormai ogni fine settimana, ma a volte spesso anche durante la settimana
il questore di Vicenza Paolo Sartori dispone questi controlli in un territorio che effettivamente negli ultimi tempi, negli ultimi anni aveva cominciato a dimostrare qualche emergenza, soprattutto dal punto di vista della microcriminalità, dell'immigrazione clandestina. Conosciamo bene i punti neri dello spaccio vicentino, perché ne parliamo molto spesso nel nostro telegiornale. Adesso insomma anche i vicentini si sono accorti che questa nuova, questo pugno di ferro, chiamiamolo così, del nuovo questore sta dando notevoli risultati. Adesso noi siamo in attesa di poterci collegare con la zona della Marmolada, vediamo già le immagini, chiedo alla regia quando possiamo dare la linea a Tiziana Bolognani per gli ultimi aggiornamenti. Allora andiamo subito da Tiziana. Tiziana, buongiorno, aggiornaci sulla situazione. Buongiorno. Buongiorno Ferdinando, vedi che Stefano Bozzi sta riprendendo il sorvolo degli elicotteri e giustamente ho chiesto di aprire il collegamento con la ripresa del cratere che si è formato dopo il distacco del Seracco. Quella è l'immagine simbolo della tragedia, della disgrazia accaduta domenica poco dopo mezzogiorno e in questo momento sono due gli elicotteri che stanno sorvolando la zona. Sicuramente uno è l'elicottero del soccorso alpino e l'altro è l'elicottero del soccorso alpino della Guardia di Finanza. È una giornata in cui le ricerche sono riprese con i droni. 4 droni monitorano la parte alta del materiale che è caduto, che si è staccato domenica, e altri 2 droni sono invece nella parte più bassa. Il centro di coordinamento delle ricerche e dei soccorsi è a Rifugio Capanna Ghiacciaio, che sullo schermo in questo momento potete vedere al termine di quell'impianto di risalita. Ecco, lì sono sistemati i software che stanno chiaramente carpendo e elaborando le immagini che restituiscono i sensori dei droni e delle termocamere che stanno setacciando centimetro per centimetro tutto il fronte della frana, che ha una estensione di oltre 500 metri. Il numero delle vittime è ancora quello che è stato diffuso ieri, e sono 7 vittime confermate, 8 le persone ricoverate negli ospedali, di cui uno in gravissime condizioni e di cui non sono rese note le generalità, un quarantenne all'ospedale di Treviso. La seconda persona ricoverata in gravissime condizioni è ricoverata nella terapia intensiva del Santa Maria del Prato di Feltre, e c'è una terza persona in gravi condizioni che è stata portata già domenica all'ospedale di Belluno. I dispersi dovrebbero essere, le persone reclamate dovrebbero essere 13, come sapete questo numero un po' ballerino nella giornata di ieri aveva fatto raggiungere momenti di forte preoccupazione, perché all'inizio il numero dei dispersi era stato calcolato e conteggiato sul numero delle vetture che erano rimaste ferme al parcheggio che si trova proprio oltre il ponte che delimita il bacino artificiale del lago Fedaia, e la strada che vedete risalire è proprio alla base di quella strada c'è il parcheggio. Oggi a quel parcheggio si può accedere solo a piedi, l'accesso è interdetto da un nastro colorato, sistema con i colori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. La zona è presidiata dalla Polizia di Stato, ma la Marmolada da 2 giorni è una regina
che sta vivendo il suo dramma in grande, in estrema solitudine. Solo i soccorritori possono avere accesso alla Regina delle Dolomiti, mentre non è possibile per i turisti avventurarsi in qualsivoglia sentiero o percorso, non solo parliamo di quelli più semplici, ma nemmeno di quelli tantomeno di quelli più complicati, di quelli più difficili. Voi sapete che proprio nella giornata di ieri c'è stata la decisione tragica, drammatica, ma suggerita da una considerazione assai pesante, cioè quella che la natura ci ha sopraffatti, così hanno scritto i gestori degli impianti di risalita, della funivia di risalita in Marmolada, della società Marmolada SRL, che ieri hanno deciso per l'appunto di chiudere sine die l'impianto fin tanto che le condizioni non consentiranno di raggiungere la vetta in sicurezza, fin tanto che questo ghiacciaio continuerà a mostrare segni di debolezza, segni di fragilità, quegli stessi segni di fragilità denunciati non solo dagli studiosi delle università di Padova e di Firenze, glaciologi che monitorano il ghiacciaio oramai da anni, perché quel ghiacciaio è il punto di riferimento, è la cartina di tornasole dei cambiamenti climatici non solo del nostro paese ma a livello mondiale, e in questi anni il ghiacciaio ha mostrato con tutta evidenza non solo i segni di cedimento ma anche banalmente di scioglimento. Molti fiumi d'acqua si vedono. Ecco, questo è l'elicottero che sta inquadrando Stefano, è l'elicottero della Guardia di Finanza che starà rientrando alla sua base operativa a Predazzo, vi ricordo, in Val di Fiemme, in Val di Fassa, a Moena invece c'è la base, il centro di addestramento della polizia di Stato. Allora vi dicevo che questi fiumi d'acqua, questi torrenti d'acqua che si vedevano ad occhio nudo, erano stati anche il rumore, no, sordo di acqua che scorre sotto il ghiacciaio era stato denunciato dal gestore di uno dei rifugi sulla vetta della Marmolada. Diceva, si sentiva questo rumore inquietante ma sempre più presente dello scorrere dell'acqua. Tiziana, ecco, quest'acqua che poi ad un certo punto ha compiuto. Ti devo interrompere, intanto mi dispiace moltissimo interromperti perché la tua testimonianza è veramente, veramente forte, anche quest'ultima parte davvero, davvero molto forte. Sono tutte informazioni che erano arrivate ma che messe tutte insieme danno poi un quadro veramente drammatico di quello che è successo. Noi dobbiamo lasciarvi perché abbiamo la pubblicità e un collegamento da Padova, lo dico per i nostri telespettatori, su un fatto increscioso avvenuto in un locale. Quindi Tiziana, noi ti ringraziamo per queste prime sommarie informazioni. Ovviamente se ci saranno altre notizie dalla Marmolada vi preghiamo di contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Noi ringraziamo la collega per queste notizie, facciamo un brevissimo break pubblicitario. State con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo nella pagina della cronaca e abbiamo appena sentito le ultime novità dalla Marmolada. Torneremo poi in montagna se ci saranno novità. Adesso andiamo invece nel Padovano. Noi abbiamo già visto il servizio su quello che è accaduto, davvero increscioso, incredibile, in un bar dove dei ragazzini hanno scagliato addirittura delle sedie contro le finestre
genere del locale. Valentina Visentin è sul posto per parlare con i titolari, per raccontarci che cosa sta succedendo. Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, qui con me c'è Nicola Ulgelmo che è il titolare del bar Movenpick. I 2 baristi feriti purtroppo non ci sono, ma hanno ancora le conseguenze della violenza della scorsa notte. Un barista ha una ferita alla testa e lamentava dei capogiri e un altro ha una spalla lussata. Alle mie spalle vedete ancora i segni della rissa, qui sono state scagliate le sedie da parte di questi ragazzini minorenni. Qui con me, come vi dicevo, c'è Nicola che è il titolare. Cosa è accaduto l'altra notte? Ma niente, dei ragazzini sono venuti a chiedere da bere, però purtroppo volevano alcol e noi non diamo alcol ai minorenni, anche perché lo dice la legge, e hanno iniziato a provare a insistere, finché poi se ne sono andati e dopo un'ora sono tornati e non hanno più brilli come prima e hanno di nuovo richiesto da bere alcol. In quel momento abbiamo rispiegato che non si poteva, non potevamo, e un po' diciamo il responsabile Samuele è stato veramente bravo a calmare le acque. Dopo mezz'ora di insulti a lui, alle famiglie, è partito non si sa come una piccola colluttazione che è scattata questa parapiglia. I ragazzi da me hanno solo un dovere di mettersi in salvo, si sono messi all'interno del locale, le immagini sono ormai chiare a tutti, hanno fatto di tutto all'esterno del locale, purtroppo in quello hanno ferito 2 miei dipendenti che ora hanno una prognosi di 10 giorni e uno di 3 giorni. Ringrazio veramente le forze dell'ordine perché sono riuscite a fermarli e anche tutto il comune di Vigonza, in primis il sindaco che è stato pronto a chiamarmi a sincerarsi di come stavano i miei dipendenti. È la prima volta che succede un episodio di questo tipo, cioè tanti sono i ragazzini che vengono qui, che trascorrono tranquillamente le serate, non è giusto colpevolizzare sempre i ragazzi, ma un gruppetto così di violenti non si era mai visto prima. Sì, difatti non possiamo dire che per 3 persone i ragazzi sono così, non sono, perché io ho molti ragazzi giovani che vengono qui, che si divertono, anzi devo dire che siamo veramente felici della clientela del Movenpick. Dall'altra parte siamo rimasti scioccati vedere 3 ragazzi fare quello che hanno fatto. Chiedo di farci un esame di coscienza sia a loro che ai genitori, di provare a capire come mai fanno queste cose. Ecco, anche perché come vedete c'è anche un bel cartello che è esposto qui nella porta d'ingresso del bar. Nel rispetto degli abitanti di Vigonza si prega di evitare rumori molesti e schiamati. Insomma, questo locale non ci sono mai stati problemi di convivenza con i condomini che abitano qui, insomma è la prima volta che succede un episodio di questo tipo e comunque pare che i carabinieri abbiano già individuato i responsabili grazie alle immagini di quel video che abbiamo mostrato nel servizio e anche delle telecamere del locale. L'appello insomma è che a tutti i ragazzi di comportarsi responsabilmente. Sì, divertirsi e comportarsi in maniera educata, come tutti i nostri genitori ci insegnano. E se non hai altre domande dallo studio, Ferdinando, ti restituisco la linea. Valentina, io ho una domanda al volo, non voglio farvi stare ulteriormente, sì? Ma allora lo chiedo a te da giornalista, da cronista. Padova e il suo Interland insomma offrono molte possibilità di svago, è un territorio nel quale la cosiddetta movida è molto importante anche dal punto di vista economico per tantissimi bar, tantissimi locali. Tu che vivi il territorio quotidianamente, è un fatto isolato o si sta andando verso una tendenza a esagerazioni di questo genere? Allora, diciamo che d'estate magari episodi così possono succedere più frequentemente perché si esce di più e ci sono più occasioni insomma di svago. Certo che insomma si tratta di episodi isolati di cosiddetta mala movida. Di movida ne abbiamo sempre parlato molto anche per quanto riguarda il centro storico di Padova, con l'eterna diatriba tra i residenti che lamentano rumori molesti fino a tarda ora di notte, ma
insomma, come abbiamo sempre ripetuto, si tratta del giusto compromesso, bisogna divertirsi, ma divertirsi responsabilmente. Come ci ha ripetuto Nicola, se un minorenne chiede dell'alcol, il barista non glielo può offrire perché andrebbe incontro anche a delle norme e delle multe severe. È contro la nostra etica, proprio noi non diamo da bere a minorenni, nella mia etica. Ma nell'ultimo periodo avete visto magari un incremento di ragazzini che chiedono più alcolici? Ma d'estate, come dicevi, escono di più i ragazzini e ci provano a chiedere la birra, ci provano a chiedere un po', diciamo così, i cocktail che vanno di più, ma gli ripetiamo che non possiamo dargli da bere, diciamo così, finché non fanno 18 anni. Noi facciamo tante feste di 18esimi e stiamo attenti che non ci siano in mezzo, perché ci sono in mezzo i ragazzini che hanno ancora 17 anni e gli mettiamo un braccialetto e c'è una persona che li controlla che non possano bere alcol. Ecco, allora, insomma, hai sentito, ci sono anche proprio le accortezze da parte dei baristi, dei gestori dei locali, insomma, per evitare poi anche la cronaca spesso abbiamo raccontato insomma, di episodi di questo tipo, ma insomma abbiamo visto, insomma, tutto sta nella gestione responsabile sia da parte dei baristi che dei ragazzini. I mezzi per evitare o comunque ridurre i rischi ci sono tutti. Ringraziamo Valentina Visentin e il suo ospite. Noi andiamo avanti con la cronaca, un episodio non simile a questo perché insomma ci sono delle grosse differenze, però ancora una volta problemi grossi in centro a Jesolo. Ancora un episodio di violenza a Jesolo, aggressioni che si ripetono soprattutto nei fine settimana. Stavolta la vittima, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, è stata colpita al torace con 3 coltellate. Un episodio avvenuto durante la notte, all'altezza del 28° accesso al mare, non lontano da Piazza Mazzini. La vittima sarebbe un 20enne di origini africane. Soccorso, trasportato all'ospedale All'Angelo, dove è tuttora ricoverato. Indagini affidate al commissariato di polizia. Abbiamo preso della notizia di questo fatto grave e lasciamo ovviamente che le autorità inquirenti facciano il loro lavoro e vadano a ricostruire le modalità e soprattutto i moventi che sono all'origine di questo evento. Gli agenti infatti erano presenti in Piazza Mazzini a 2 passi e si sono subito attivati per cercare l'aggressore. Il motivo, come raccontato dagli amici della vittima, sarebbe stato un diverbio quando hanno incontrato un altro straniero. Il sindaco, che segue da vicino tutta la vicenda delle notti calde, presente lui stesso al fianco delle forze dell'ordine, anticipa provvedimenti urgenti che saranno presi, probabilmente delle ordinanze, entro un paio di giorni. Ho voluto fino a notte fonda capire un po' la situazione per andare a adottare nei prossimi giorni alcuni provvedimenti che andranno a dare delle risposte molto chiare sul tema sicurezza, cercando comunque di mantenere un'offerta turistica nella zona e in tutta la città. Per quanto riguarda le possibili ripercussioni negative sull'immagine della città e sul turismo, il primo cittadino non ha dubbi. Jesolo è una città sicura, quindi i turisti possono continuare tranquillamente a scegliere Jesolo come meta per le proprie vacanze. Ci sono degli episodi sicuramente gravi ma limitati su cui stiamo cercando assieme alle forze dell'ordine, assieme al signor prefetto, di dare delle risposte molto precise. Rimaniamo nel veneziano perché nel fine settimana è avvenuta una cosa veramente incredibile all'ospedale dell'Angelo nel reparto di pediatria. Una donna ha dato in escandescenze minacciando e insultando il personale. Si tratta di scene a cui siamo purtroppo abituati, dichiara la dottoressa Cavicchioli, primario del reparto, di aggressione, parlando di aggressione ingiustificata a chi sta svolgendo la propria funzione. La donna era stata chiamata dal personale perché si erano trovati gli operatori ad accogliere in reparto un minore spaventato che aveva abbandonato la casa per motivi su cui le forze dell'ordine stanno indagando. La donna si è presentata in condizioni non adeguate, dice il primario al suo ruolo di genitore, e da questo sono nati i tentativi di calmarla, le aggressioni verbali, i gesti, i danneggiamenti che hanno portato poi all'arresto della donna. Le forze dell'ordine stanno verificando ogni aspetto della vicenda e anche quanto è avvenuto in famiglia. In precedenza, chiudiamo la pagina della cronaca con una notizia di tutt'altro tenore rispetto a quelle che abbiamo visto fin qui. In fiamme ancora una volta i Colli Euganei.
La vegetazione secca, la terra arida che chiede acqua ma che invece brucia. Ancora uno scenario di fiamme e fuoco nei Colli Euganei. Dopo il rogo di Arqua Petrarca, la settimana scorsa quasi sicuramente doloso, un nuovo incendio ieri pomeriggio ha interessato un'area boschiva dell'ente Parco Colli, questa volta a Cinto Euganeo. Le fiamme sono divampate a pochi metri dalla trattoria della Teresa sul versante ovest del Monte Peraro. Uno dei titolari del locale, appena notate le fiamme, ha subito lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Il rogo ha interessato una vasta area di vegetazione e sterpaglie, circa 4.000 metri quadri, lambendo però un vigneto e la strada. Oltre ai pompieri sono intervenuti i volontari del gruppo antincendi boschivi del Parco Colli Euganei e i carabinieri forestali che stanno indagando sulle cause del rogo. Anche in questo caso non si esclude che possa essere di origine dolosa, magari provocato da un mozzicone di sigaretta che con il secco di queste settimane ha fatto presto ad attecchire. Da qui l'appello del sindaco di Cinto Euganeo che ieri ha seguito tutte le operazioni di spegnimento. State molto attenti ai fuochi, state molto attenti ai mozziconi delle sigarette, state molto attenti a fare il barbecue perché sono elementi veramente molto scatenano questi tipi di incendi e poi prima che si ripresenti ancora la situazione ci occorrono anni, insomma, quindi cerchiamo di preservare questi colli che sono veramente un gioiello. Allora, prima di andare in pubblicità, andiamo al volo, proprio un minuto per capire, poi magari torniamo sull'argomento, quali sono le novità dal Vicentino per quanto riguarda le vittime, i dispersi sulla Marmolada. Per noi c'è in collegamento adesso Luisa Bertini. Buongiorno Luisa, quali sono le novità? Buongiorno a voi, siamo a Ponte di Barbarano Mozzano dove c'è ancora uno dei dispersi, il 22enne Nicolò Zavatta. Abbiamo appena parlato con il sindaco che è in continuo contatto con i genitori che ieri erano andati a Canazei per il riconoscimento delle vittime, ma ovviamente non hanno ritrovato il figlio, poi sono rientrati qui nel Vicentino e oggi sono ripartiti proprio perché le ricerche hanno ripreso da stamattina. Quindi diciamo qui in paese c'è molta apprensione anche perché è un paese diviso da due storie. Nicolò Zavatta che appunto risulta ancora disperso, mentre Riccardo Franchin, 27 anni, sempre di Ponte di Barbarano, che invece ce l'ha fatta ed è al momento tuttora ricoverato a Trento e grazie alle parole del sindaco che è in contatto anche con i genitori di Riccardo siamo riusciti un po' a ricostruire quello che è successo a Riccardo in quei momenti tremendi che hanno preceduto quel crollo in Marmolada. Dice che il ragazzo è riuscito a salvarsi dopo aver sentito questo grande boato, ha cominciato a correre istintivamente ed è riuscito a mettersi in salvo proprio per la tempestività rispetto al resto dei compagni di cordata. Questo gli ha permesso di salvarsi e poi dopo ovviamente ha perso i sensi e l'unica cosa che ricorda, appunto come ha riportato il sindaco che ha sentito suo papà, è un soccorritore che è andato a riprenderlo. Quindi la città ovviamente è in apprensione per queste ricerche, per questo giovanissimo Nicolò, ripeto 22 anni, universitario, studia a Padova e è anche molto conosciuto e molto attivo qui nel territorio proprio sia per la parrocchia sia perché suona in un gruppo. Allora Luisa, noi speriamo di poter dare buone notizie questa sera nel TG Vicenza, speriamo di poter avere informazioni importanti per chi è in attesa nel Vicentino di sapere il destino di qualcuno che gli è caro e quindi invitiamo i nostri telespettatori a seguire TG Vicenza questa sera per tutti gli approfondimenti. Noi adesso andiamo in pubblicità, ma se ci sono ancora notizie dal Vicentino chiediamo alla nostra collega naturalmente di contattarci immediatamente, le daremo in diretta nel Focus TG. Adesso noi facciamo un'altra brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che succede in Veneto. In Veneto abbiamo appena visto un collegamento con la nostra collega Luisa Bertini dalla provincia di Vicenza.
abbiamo sentito un sottofondo di cicale, abbiamo visto una giornata piuttosto rovente. Pare che sia in arrivo un anticiclone in grado di cambiare un po' le carte in tavola, ma questo dovrebbe, si spera che succeda da giovedì. Fino a giovedì resta il gran caldo che mette in crisi anche il prosecco. C'è preoccupazione per questo periodo di siccità, già notiamo anche visibilmente così che in particolar modo i vigneti sono in sofferenza. Anche il prosecco soffre la siccità, è l'ennesimo segnale del cambiamento climatico che coinvolge anche la Marca. Temperature elevatissime e scarsità d'acqua che colpiscono tutte le comunità. Noi abbiamo sensibilizzato i cittadini all'uso dell'acqua per quello che sono gli usi consentiti e ovviamente puniremo chiunque la utilizzi quando non è consentito. Ecco. Perché la siccità abbassa i livelli dei fiumi ma cancella anche la falda dei pozzi degli acquedotti. Abbiamo già un paio di pozzi, mi diceva l'ATS, su Farra che sono secchi da circa un mese, ma fortunatamente riusciamo ancora con i pozzi di Soligo. È chiaro che l'auspicio è che piova presto perché ovviamente ne risentono tutti, ne risentono anche le coltivazioni, perché l'acqua manca da molto tempo e ovviamente questo caldo così importante manda in sofferenza tutto e quindi è una situazione sicuramente seria. L'auspicio è appunto che piova presto e soprattutto che piova però per un lungo periodo e non faccia stravaganze che oramai siamo abituati a vedere che sono poi i danni che ne escono. Siccità che ha evidenziato anche la dispersione dell'intera rete idrica trevigiana. La situazione della rete idrica, come ben sappiamo, è pesante, abbiamo una rete idrica caratterizzata da elevate perdite, però anche da elevati investimenti che questa azienda sta facendo per ridurle. In questa situazione complessiva da ATS un segnale di ottimismo. Stiamo vedendo una leggerissima ricarica delle falde grazie alle precipitazioni di questi ultimi giorni. La situazione però è ancora pesante in quanto abbiamo sorgenti che alimentano migliaia di persone come lo Schiaveni che hanno avuto un calo del 70% della loro portata abituale. Giusto per confermare quanto appena avete visto, i dati ARPAV della giornata di ieri, gli estremi meteo della giornata di ieri, con 37 gradi e mezzo a Galzignano, insomma un inizio di estate davvero impressionante. 2 gocce nel Veronese, temperatura minima 18 gradi e mezzo come temperatura minima, ma temperature minime altissime, 10 mm a Fener. Quindi questo è il quadro impressionante del Veneto in questi giorni. Si parla dicevamo, del passaggio dell'anticiclone da giovedì in poi, quindi magari qualche grado in meno, ma fino a quel momento bisognerà portare pazienza. Torniamo alla cronaca, andiamo nel Padovano, parliamo di quello che sta succedendo a Walter Onichini. Walter Onichini, dopo quasi 10 mesi di carcere, chiede la sospensione o il differimento della pena per poter tornare a casa oppure una misura alternativa come la detenzione domiciliare. Una richiesta che il commerciante di carni di Legnaro, in carcere per aver sparato e ferito un ladro entrato in casa sua nel luglio del 2013, ha fatto tramite il suo avvocato perché la moglie Sara ha bisogno di cure e deve affrontare un intervento. Anche la madre di Onichini non sta bene, non riesce a gestire da sola la ditta che prima portava avanti con il figlio. La richiesta arriva dopo mesi difficili per la famiglia. La moglie Sara, mamma di 2 figli minorenni, deve sottoporsi ad un intervento per risolvere un problema cardiaco, ma non sa a chi affidare i 2 bambini che da mesi attendono il ritorno a casa del papà condannato a 4 anni e 11 mesi per il tentato omicidio aggravato del ladro albanese che il 22 luglio del 2013 era entrato nella loro casa di Legnaro per rubare. Ora la famiglia si è trasferita a Camponogara. A novembre la moglie Sara aveva scritto una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere la grazia per Walter, ma non c'è stata ancora risposta. Nell'attesa, il legale della famiglia Onichini ha richiesto al Tribunale di sorveglianza il rinvio alla sospensione dell'esecuzione della pena o almeno la detenzione domiciliare. Per l'ordinamento penitenziario al detenuto che presenta domanda di grazia spetta di poter chiedere la sospensione dell'esecuzione, ma nella famiglia di Walter ci sono dei gravi problemi di salute sia per la compagna, mamma dei suoi figli che ha una sua azienda, sia per la madre che manda avanti l'azienda della famiglia e quindi si può chiedere, cosa che abbiamo fatto, la detenzione domiciliare per consentire
al detenuto di dare una mano e di stare con i bambini, uno dei quali è sotto i 10 anni, perché altrimenti non riescono né a curarsi né a mandare avanti le attività che hanno. Walter Onichini è rinchiuso da quasi 10 mesi nel carcere Due Palazzi di Padova, in un regime protetto per garantire la sua incolumità, mentre il ladro che aveva ferito è latitante nonostante la condanna definitiva a 3 anni e 8 mesi per il furto nella villetta del commerciante di carni. Cambiamo ancora argomento, oggi giornata difficile per i trasporti, ci sono scioperi in corso, vediamo come sta andando a Venezia. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo qui nei pressi, lo vedete, dell'ingresso della stazione di Mestre, alle mie spalle tutti i taxi. Perché? Perché è iniziata a mezzanotte la 2 giorni di sciopero proprio dei tassisti. Insieme a me qui c'è Gabriele Stevanato, il presidente di Radio Taxi Veneto. Benvenuto Stevanato. Allora, quali sono innanzitutto i motivi di questo sciopero? Bene, a novembre del 2021 il governo ha emanato il decreto concorrenza e ha inserito in un articolo la delega che vuole la delega in bianco a riformare il settore. Questo è la cosa che ci ha stupito perché, contrariamente a quello che dice tante persone, l'Unione Europea ha sottratto il lavoro del taxi dal regime della concorrenza proprio perché le tariffe sono amministrate, sono i comuni che decidono le tariffe e quindi non ci può essere una concorrenza. Parliamo dunque di tariffe troppo elevate? Ma non mi pare, perché se guardiamo guardi, le tariffe sono pubblicate qui da noi, costiamo meno dell'autobus, perché se lei vede andare all'aeroporto da qui costa 35 euro, con l'autobus ne paga 10, sulle macchine, noi abbiamo macchine che ci stanno 8 persone, quindi 8 persone pagano 35 euro, con l'autobus ne pagano 80. E tenga conto che il servizio pubblico, gli autobus, hanno il 67% del loro bilancio che viene ristornato dal Fondo Nazionale dei Trasporti. Noi abbiamo contributi pari a zero, quindi i costi li dobbiamo sopportare, la tariffa non la facciamo noi, la decide il Comune che poi la sottopone l'autorità garante dei trasporti che verifica se è consona, quindi non è che ce la inventiamo noi, i nostri tassametri sono tutti piombati e sottoposti a revisioni dall'amministrazione comunale, quindi è una diceria, oppure lo dice chi vorrebbe, anch'io quando vado a mangiare da Cracco vorrei pagare la pizza a 3 euro, non mi pare che costi 3 euro da Cracco, giusto? Ecco, noi siamo amministrati, Cracco può decidere il prezzo, noi il prezzo ce l'abbiamo uguale e il prezzo nostro è uguale sia oggi, sia il giorno di Natale, di Capodanno, di Pasqua, in qualsiasi momento, sia che piova sia che non piova. Ecco, il governo sostanzialmente vuole permettere alle multinazionali che fanno intermediazione, quindi procurano i clienti ai tassisti, di entrare nel mercato e di utilizzare degli algoritmi per calcolare il prezzo. Con l'algoritmo, in base alla domanda di taxi, aumenta il prezzo e quindi è chiaro che l'utente pagherà molto di più e non pagherà solo l'utente ma pagherà anche il tassista, come succede se vado a comprare un appartamento, se vado in un'agenzia immobiliare, compro l'appartamento e devo pagare la commissione all'agenzia immobiliare che fa intermediazione, sia io sia quello che vende. E la gente non lo capisce perché queste società che sono stracapitalizzate, hanno miliardi e miliardi di dollari, Uber ad esempio è di proprietà, il capitale di Uber ci sono i più grossi fondi di investimento, BlackRock, che c'è dappertutto praticamente, in qualsiasi attività economica importante c'è questo. Oltretutto, come per tutte le multinazionali, loro hanno il loro centro finanziario nei paradisi fiscali, quindi il reddito che viene prodotto qui va all'estero e non paga le tasse qui. Quindi... Stevanato, voi con questo stop che cosa volete dire? Qual è il messaggio che voi volete lanciare? Noi vogliamo lanciare il messaggio, primo che comunque bisogna trovare una mediazione e bisogna parlare con le persone, non può che il governo può prendere da solo, fra l'altro esautora anche il Parlamento della legge, perché nel momento che vuole una delega in bianco per fare la legge esautora anche il Parlamento e quindi è già una cosa che da allarmarsi. Secondo, che venga ristabilita la verità e quindi che venga detto tranquillamente che noi non siamo sottoposti al regime della concorrenza e che non è vero niente che se non passa quell'articolo l'Italia perde i soldi del PNRR.
è una bugia che è stata messa in giro ad arte e non è verità. E quindi quando ci sono delle bugie io credo che anche il cittadino dovrebbe farsi delle domande. Poi se non è vero che vengono a smentirmi, ma questa è la verità, insomma. Seconda cosa, vogliamo dire che secondo noi il servizio deve essere servizio pubblico, deve essere sottoposto come è attualmente alla regolamentazione dei comuni e delle regioni, perché sono loro che sono sul territorio. È il sindaco che può vedere e i loro assessori, i loro funzionari che possono capire se qui il servizio funziona o no, sicuramente non da Roma. Quindi noi vogliamo che comunque venga fatto alcune migliorie che da anni che cerchiamo di proporre, sia per noi che per i noleggi deve essere fatto un registro elettronico nazionale e una targa professionale, in modo che quando una persona vede arrivare un taxi o un NCC che ha chiamato capisce subito se quello è uno autorizzato oppure no, perché ha una targa che non hanno le altre macchine. Fondamentalmente è una regolamentazione differente. Esatto, è una regolamentazione differente, ma che soprattutto deve mantenere il carattere di servizio pubblico. Cioè non può essere che io, se devo prendere l'autobus, devo andare da un tabaccaio e pagare la commissione al tabaccaio perché mi vende il biglietto e l'autobus deve pagare anche lui il tabaccaio perché ha venduto il biglietto. Cioè sostanzialmente è questo che stanno facendo. Stevanato, ultima domanda, questa protesta riguarda anche, visto che siamo qui a Mestre ma a pochi chilometri abbiamo Venezia, riguarda anche i taxi acquei? Certamente, riguarda anche i colleghi d'acqua che sono anche loro in agitazione, in sciopero, e anche loro domani parteciperanno all'assemblea che faremo presso la Lega delle Cooperative. Quindi riguarda tutti i tassisti perché essendo tassisti anche loro sono sottoposti a questa regolamentazione. Al momento avete già visto se si sono creati dei disagi? La gente poi arriva e capisce che deve arrangiarsi in maniere diverse, cioè glielo diciamo con molta cosa, a noi dispiace il disagio, però è chiaro che stiamo facendo sciopero sicuramente per noi perché non dobbiamo diventare alla stregua dei rider che vanno a consegnare il cibo e anche però per l'utente perché crediamo che il costo venga contenuto. Poi se ci fossero altre misure che permettono di contenere i nostri costi, noi siamo felicissimi di abbassare le tariffe perché più gente che può prendere il taxi meglio è. Grazie a Gabriele Stevanato, presidente di Radio Taxi Veneto. Se non ci sono altre domande, restituisco la linea allo studio. Ringraziamo Ilaria Marchiori, insomma un tema piuttosto importante in un periodo anche in cui il trasporto pubblico e anche questo genere di servizi sono decisamente richiesti. Cambiamo ancora argomento, è iniziata la settimana del raduno del terzo raggruppamento degli alpini, ovvero la cosiddetta adunata trivenete che si svolgerà venerdì, sabato, domenica ad Asiago sull'altopiano dei 7 comuni. Noi ci saremo con dirette importanti sabato sera con una maxi diretta dai paesi dell'altopiano perché c'è una serie di concerti di cori, ci sarà molta gente, ci saranno molti alpini e noi andremo a sentire tanto i cori, le fanfare ma anche gli ospiti dell'altopiano in questo momento. Poi domenica mattina, fin dal primo mattino, dall'ammassamento delle persone che parteciperanno alla sfilata fino alla fine di questo importante evento, quindi poi naturalmente anche tutti gli altri eventi perché si parte venerdì con l'inaugurazione della nuova ala del museo di Roana, Museo della Grande Guerra, dedicato in gran parte agli alpini, poi la messa con il cardinale Parolin al Sacrario del Leiten, sabato mattina ci sarà la cerimonia alla colonna Mozza dell'Ortigara e noi siamo già saliti in Ortigara per vedere, per capire che cosa si prova lassù. Nel giugno del 1917 sono state combattute aspre battaglie su questa montagna. Siamo sulla cima dell'Ortigara, 2100 metri e qualche centimetro in più. Battaglie furiose che sono entrate nella storia. Qui non c'è pietra, non c'è sasso, non c'è buca che non possa raccontare episodi di incredibile eroismo, di follia umana di quello che è stato il carnaio della prima guerra mondiale. Qui c'è una frase per non dimenticare, l'hanno messa gli alpini che si sono ritrovati
su questa cima per la prima volta nel settembre del 1920. Nel 2020, 100 anni dopo, si sarebbero dovute rincontrare qui per la dunata del centenario, la dunata triveneta del centenario, ma è successo quello che tutti sappiamo. Torneranno quest'anno, sabato 9 luglio qui sull'Ortigara per una cerimonia importantissima dal grande valore emotivo, dal grande valore storico, e tutti quelli che verranno qui porteranno poi scolpito nel proprio cuore questa frase: per non dimenticare. Non ha più soldati. La Canona Mozza e l'Ortigara sono già entrate nelle nostre pillole aspettando gli alpini, pillole, piccoli brevi video in cui approfondiamo ogni giorno il rapporto che c'è fra le Penne Nere e l'altopiano dei 7 comuni, pillole che vanno in onda ogni giorno alle 13:30, alle 19:50 e alle 23:20, andranno avanti tutta la settimana con molti temi. Insomma, vi invitiamo a seguirle per magari scoprire qualcosa di nuovo anche su questo tema. Però il tema è sempre dedicato agli alpini che si stanno preparando da tutto il Triveneto e oltre, perché sappiamo che il terzo raggruppamento va anche al di fuori del Veneto per la festa di questo fine settimana. Decine di migliaia di persone, penne nere in testa per la festa più attesa. Gli alpini scaldano i motori per la dunata triveneta di Asiago. 2 anni di attesa, lo slittamento causa Covid dell'anniversario dei 100 anni della prima dunata alpina sull'Ortigara. La memoria e la tradizione che finalmente possono essere omaggiate. Tutte le sezioni si preparano, non può mancare Treviso che già giovedì prevede un primo evento di avvicinamento. I nostri gruppi sono tutti organizzati, abbiamo la marcia della memoria con i muli che partirà da Treviso giovedì mattina alle 7, che arriverà ad Asiago sabato pomeriggio. Il programma ufficiale prevede venerdì 8 alle 14 l'inaugurazione della nuova ala del Museo della Grande Guerra, seguita dagli onori al Labaro Nazionale e al gonfalone della città di Asiago, dall'alzabandiera in piazza Carli e dalla sfilata verso il sacrario dell'Aiten, dove verrà officiata una messa solenne dal cardinale Pietro Parolin. Spazio poi all'inaugurazione della cittadella alpina. Nel pomeriggio sarà presentato un libro di racconti e immagini della Grande Guerra in altopiano. Sabato la giornata inizia all'alba con la partenza delle autorità e dei vessilli per il Monte Ortigara. Sulla cima della montagna diventata simbolo della dedizione degli alpini ci sarà la celebrazione solenne alla Colonna Mozza, dove spicca il monito di chi ha vissuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale, per non dimenticare. Sabato sera spazio ai cori e alle fanfare nei paesi dell'altopiano. Domenica, finalmente, il giorno dello sfilamento nelle vie di Asiago delle migliaia di penne nere che parteciperanno alla Triveneta, un appuntamento che Antenna 3 seguirà come ogni anno in diretta fin dal mattino. Festa dunque, ma con prudenza e buonsenso, perché lo spettro della risalita del Covid si fa sentire. Un po' sì perché anche quando stiamo facendo le nostre cerimonie localmente, nei nostri gruppi, c'è sempre un po' di timore, un po' di paura che si sforzi un pochino la mano e si scatoli qualcosa. Però onestamente siamo confidenti nel buon senso delle persone di capire quando c'è bisogno di usare ancora la mascherina, perché la mascherina sì, si può togliere, però in certi ambiti. Quindi un invito anche da parte mia a tutti i miei alpini che quando si troveranno anche qui ad Asiago in luoghi molto affollati e al chiuso, di indossarla ancora. Inevitabile che dopo gli attacchi mediatici post adunata nazionale di Rimini tutti i presenti siano osservati speciali, ma gli alpini sono tranquilli. Chi ci osservino pure, noi siamo sereni del nostro essere, del nostro fare. Quello che è successo a Rimini sicuramente è una brutta pagina, un brutto momento, però la gente intelligente può capire cosa realmente poteva essere successo e cosa no. Dopo, controllare tutti è impossibile. Noi siamo sereni, continuiamo la nostra vita associativa e poi sarà quel che sarà. Ricordiamo gli appuntamenti del fine settimana, gruppo Media Nord-Est, Rete Veneta, sempre in prima fila con gli alpini. Sabato sera
maxi diretta dall'altopiano per i concerti di cori per la prima parte della festa, poi domenica mattina con la sfilata, con tutto il percorso, tutte le interviste, tutti gli approfondimenti. Cambiamo argomento, andiamo alla cronaca sindacale, vediamo. Da un paio d'anni stiamo seguendo la situazione di crisi di Fora Palzileri con un grande rapporto con i sindacati, con il territorio e anche avendo trovato un linguaggio con il fondo proprietario. Per noi l'importanza è la continuità di impresa in quello stabilimento, la salvaguardia del maggior numero di posti di lavoro, di competenze importanti per il settore delle confezioni. Con l'avvio del mese di luglio è iniziato il periodo di proroga della cassa integrazione straordinaria dei lavoratori della Fora Palzileri di Quinto Vicentino, un periodo di tempo indispensabile per poter analizzare con la dovuta attenzione il piano industriale che punta a risollevare le sorti dello storico marchio vicentino di manifattura tessile d'alta gamma. Il ruolo della Regione Veneto è stato strategico per concertare le richieste dei lavoratori con le proposte degli imprenditori interessati a rilevare l'azienda e marchio. Fondamentale l'impiego della Giunta regionale ad adottare la finanziaria Veneto Sviluppo per un intervento diretto a supporto della reindustrializzazione del sito produttivo originario. Nei prossimi 12 mesi ai 114 lavoratori rimasti dei 250 originari verranno proposte una serie di iniziative formative utili per il reimpiego successivo. In questo momento la cosa rilevante è che siamo riusciti a guadagnare del tempo attraverso anche l'accordo che i lavoratori hanno siglato con il fondo per allargare e coprire con ammortizzatori sociali un tempo che ci deve servire per valutare le diverse opportunità di reindustrializzazione. Oggi ci sono alcune proposte di imprenditori per tornare a produrre nella maniera più utile alla valutazione e alla valorizzazione del sito e delle competenze, le stiamo vagliando. Chiudiamo il nostro telegiornale con i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono arrivati, come dicevamo all'inizio del nostro telegiornale, ve li facciamo vedere adesso in chiusura. Sono comunque piuttosto impressionanti perché siamo arrivati a 12.206 nuovi casi, nuove positività con i tamponi nella giornata di ieri, che portano il numero dei casi attualmente positivi in Veneto a 84.548, un numero molto alto rispetto all'ultimo periodo. La crescita è quasi verticale, c'era una tendenza al rialzo, abbiamo visto, ma questi sono numeri che poco c'entrano con quello che ci hanno dato i grafici nei giorni scorsi. Andiamo a vedere però come sta andando nella sanità, vedere gli ospedali come stanno reagendo a questa situazione. Sono 749 le persone ricoverate in area non critica, di cui c'è 560 che sono ancora positive. Sono 34 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 25 quelle che sono ancora positive. C'è una crescita, un bilancio positivo di 32 unità per quanto riguarda l'area non critica, un bilancio positivo di 2 unità per quanto riguarda la terapia intensiva. È tornato a salire in modo drammatico anche il numero dei decessi, come potete vedere, 14 nella giornata di ieri. Questa era l'ultima notizia del nostro telegiornale. Noi ringraziamo Fabio Verin e Renzo Rigon per la regia. Ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso di portare nelle vostre case tutte le ultime notizie dal Veneto. Vi invitiamo a seguire il TG Bassano e il TG Vicenza di questa sera per tutti gli approfondimenti di quello che è stato detto fin qui e di tutto quello che succederà poi nella giornata odierna, e vi auguriamo un buon pomeriggio.